E rieccoci insieme, entriamo nel vivo della nostra prima parte di trasmissione e vi presento subito i nostri interlocutori, i nostri ospiti che ci aiuteranno a capire bene cosa vuol dire esercizio abusivo dell'attività di mediazione, ovvero quel ruolo molto particolare che svolgono gli agenti immobiliari e che comunque richiede una preparazione, una qualifica, è regolamentato, ma che purtroppo nel nostro paese, anche in altre realtà, ma nel nostro paese in particolare, si diffonde in modo anche illegale. Quali sono i rischi, i pericoli, quali sono le sanzioni, cosa dice la legge, cosa si sta facendo, perché è importante capire chi è il vero agente immobiliare. So che quando parliamo di questi temi, l'abbiamo già fatto altre volte, poi voi ci scrivete e ci dite che non siamo tutti a conoscenza delle varie normative e noi siamo qui proprio per spiegarvi di che cosa si tratta e i rischi che si possono a cui si può incappare se ci si rivolge alla persona che non opera correttamente o addirittura abusivamente. Per parlare di questo non poteva non esserci Nicola Gazzilli, maggiore della Guardia di Finanza. Ben arrivato, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Perché la Guardia di Finanza sta svolgendo a livello nazionale un'attività di prevenzione, di informazione, una campagna molto importante, anche naturalmente di controlli, quindi operativa sul territorio, ma ci racconterà bene di che cosa si tratta. Ben arrivata Barbara Manprin, presidente FIAIP Padova, agente immobiliare, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Maurizio Torresan, presidente FIAIP Veneto, grazie anche a lei, e quindi gli agenti immobiliari che poi sono qui ben rappresentati, per lo più tutti nel Consiglio, e quindi ve li presento. Federico Rigato, ben arrivato, io adesso vi menziono tutti, quindi siete tutti quanti lì, magari alzate la mano. Matteo Lion, sempre agente immobiliare del Consiglio della FIAIP, Sara Zoccolan, Stefano Maso, Mirko Berto, Caterina Manzoni, che è anche già stata nostra ospite nel Consiglio FIAIP, ruolo creditizio, Gianluca Basso, delegato alla comunicazione di FIAIP, e Gianni Bacco, sempre l'agente ma anche nel Consiglio, ben arrivato anche a lei, Gilda Pellegrino, vicepresidente FIAIP, grazie anche a lei, Davide Torresan, agente immobiliare nel Consiglio, grazie anche a lei. Tra i più giovani credo, quindi abbiamo un po' tutte le età penso di più o meno, insomma abbiamo i giovani, meno giovani, anche la signora, e un po' un misto mare. Per incominciare e per capire bene, visto che ho capito che bisogna sempre ripetere le cose, certo. Agenti immobiliari, chi sono e quindi come si diventa agente immobiliare? Perché forse le persone non l'hanno ancora compreso appieno. Poi abbiamo un target un po' più teso rispetto alle precedenti nostre trasmissioni. Presidente. Certo. Allora, la legge relativa alla regolamentazione dell'attività dell'agente immobiliare è la legge 39 dell'89, quindi è nata, voglio dire, è stata stilata nell'89. Come si diventa agenti immobiliari? Per diventare agenti immobiliari bisogna fare un corso di 100 ore, un corso, e alla fine di questo corso si deve sostenere un esame che è prima scritto, poi orale, e al superamento di questo esame si fa l'iscrizione in Camera di Commercio e si è abilitati all'attività di agenti immobiliari. C'è qualcuno che decide alla fine, che c'è un attestato, c'è un qualche cosa che resta? Viene rilasciato ovviamente dalla parte della Camera di Commercio il superamento dell'esame, e con il superamento dell'esame il commercialista potrà procedere all'apertura dell'attività, quindi della partita IVA dell'agente, cosa molto importante, che per svolgere poi l'attività dell'agente immobiliare bisogna attivare l'assicurazione, perché noi abbiamo l'obbligo dell'assicurazione. Cosa serve questa assicurazione? Beh, l'assicurazione serve proprio nei casi in cui possa capitare un sinistro, quindi l'agente immobiliare nello svolgimento della propria attività in qualche modo possa essere chiamato in causa dal cliente, che può essere l'acquirente o il venditore, e magari essere diciamo, accusato di aver svolto la propria attività in maniera non corretta. Ecco, questo serve per aiutarvi in quei casi di... Certo. Però si parte dal fattore della correttezza, della professionalità. Certo. A livello Veneto, Presidente, le agenzie immobiliari sono iscritte, c'è un albo, c'è un qualche cosa che attesti? La Presidente citava la Camera di Commercio. Io faccio queste domande per
cercare di far capire ai cittadini come possono un po' districarsi, perché sostanzialmente a seguito di alcuni nostri appuntamenti quello che è emerso è che dicono: ma io come faccio a sapere che quella persona che sta al quinto piano in quel bellissimo palazzo che si presenta come agente immobiliare lo è veramente? E come si fa a capirlo? Perché finché c'è l'agenzia, magari con la pubblicati i volantini eccetera, uno può intuire che lo sia, insomma ci vuole proprio un po' di faccia tosta a non essere reale, però adesso c'è anche, si stanno diffondendo queste nuove figure. Sì, allora purtroppo non c'è un albo degli agenti immobiliari, c'è solo iscrizione in Camera di Commercio, come ha detto la Presidente Barbara Mamprin. Il fatto che ci sia un'agenzia immobiliare non vuol dire che all'interno di questa agenzia immobiliare ci siano tutti agenti immobiliari autorizzati a fare l'intermediazione. E già questo apre un problema. Pertanto, come faccio a individuarli? Non è sempre facile individuarli. Diciamo che il cliente, l'acquirente, il venditore, chi cerca l'appartamento in affitto dovrebbe chiedere le referenze, chiedere se chi lo sta seguendo è veramente un agente immobiliare. Questo perché? Innanzitutto la persona abusiva che lo svolge in modo così abusivo spesso non è una persona, oltre che non essere qualificata, non è neanche professionalmente formata. Per esempio noi come FIAIP, quando facciamo i corsi di formazione, come le altre associazioni presumo, noi invitiamo soltanto agenti immobiliari regolarmente iscritti, quindi la persona che si affida al personaggio che può essere un abusivo non è tutelato a livello legalmente, non è tutelato professionalmente e, altra cosa importante, l'abusivo, come diceva la Presidente Barbara Mamprin, non ha un'assicurazione propria che possa tutelarlo in caso di danni, perché l'assicurazione segue l'iscrizione in Camera di Commercio all'agente immobiliare per poter svolgere il lavoro. Quindi in caso di malcapitato intoppo nella compravendita immobiliare, che non è sempre così facile, è un conto avere una figura dell'agente immobiliare che può aver sbagliato in qualche modo e può rispondere, un altro modo è avere una persona non abilitata e quindi là si intraprendono strade a volte tortuose. Assolutamente. Nel territorio, in base alla sua esperienza, poi i dati che voi avete a disposizione, anche come FIAIP Padova, vi state anche muovendo in collaborazione con il regionale, chi sono gli abusivi? Ci sono abusivi? Altra cosa, poi sentiremo anche la Guardia di Finanza. Ahimè, sì. Chi sono gli abusivi? Gli abusivi sono tutte quelle persone che non hanno l'abilitazione per svolgere l'attività immobiliare, quindi tutte quelle persone che appunto non sono abilitate, non hanno quindi fatto il percorso di cui prima parlavamo, che possono essere anche non solo, voglio dire, persone che da un punto di vista tributario esistono, no? Nel senso che non hanno una partita IVA aperta, eccetera, ma possono profilarsi in abusivi anche alcune persone che possono appartenere ad altre professioni che sono incompatibili con la nostra attività. E quindi di fatto nel momento in cui seguono il cliente e si presentano dal notaio, si presentano come dei consulenti e non, voglio dire, come degli agenti immobiliari. Questa è, diciamo, un profilo molto, voglio dire, borderline, nel senso che molto spesso chiedono una parcella come consulente, però di fatto hanno svolto un'attività di agenti immobiliari. Professioni che non sono compatibili, ovvero? Ovvero le professioni che non sono compatibili. Allora, noi siamo... faccio l'esempio, non so, non dico un avvocato, ma il commercialista, per esempio. Sono incompatibili con la nostra attività. Ma può fare attività? Cioè senza aver fatto il corso, senza dire... No, sono incompatibili, per cui anche sostenendo il corso non possono fare l'agente immobiliare, sono proprio incompatibili. Incompatibili del tutto? Assolutamente sì. Quindi questo per fare solo certo. Pochi esempi. Ok, quindi esiste l'abusivo? Sì, esiste, però voglio dire, esistono tantissime figure e molto spesso se ne sente parlare anche ultimamente, ahimè se ne sente parlare anche abbastanza, di persone che però non hanno né una partita IVA, che si presentano o telefonano anche noi chiedendo una collaborazione e quindi poi noi in quel momento ci troviamo in difficoltà perché cerchiamo di capire se stiamo lavorando con un collega realmente abilitato o meno.
È abbastanza complicata la cosa, anche se, sì, prego Presidente, anche se a voi sembra semplice, però mi vengono in mente tante situazioni imbarazzanti per i cittadini, perché dopo non certo per chi opera. La caratteristica della nostra attività è proprio la terzietà, cioè noi non dobbiamo avere rapporti stretti, legami sia col venditore che con l'acquirente per tutelare proprio i loro interessi. Quindi tutte quelle attività che hanno in qualche modo un legame con il nostro lavoro, con la compravendita immobiliare, sono incompatibili. Faccio un esempio, io sono incompatibile come impresario di costruzioni. Stavo pensando anche in quel caso lì. Sono figlio di un impresario di costruzioni, posso avere la mia agenzia immobiliare, ma fare la trattativa con l'appartamento che costruisce mio papà, ovviamente si può creare un conflitto di interessi, come tutte quelle attività che sono legate al nostro settore. Per esempio i geometri, oppure gli architetti del settore immobiliare, certificatori energetici, quindi tutte quelle attività che in qualche modo sono legate alla compravendita immobiliare sono incompatibili con la figura dell'agente immobiliare, che deve essere terzo proprio per garantire gli interessi dell'uno e dell'altro. Qui ci si aprono dei versanti maggiori, versanti molto interessanti purtroppo. Ci faccia un po' una panoramica per quel che riguarda la situazione territoriale, perché forse da voi proprio le persone riescono a capire ancora meglio di che cosa si tratta, poi andremo a capire anche la normativa, che qui abbiamo visto articolo 8, legge 39 dell'89, esercizio abusivo dell'attività di mediazione, ma non solo. Sì, allora io le rispondo partendo da alcune considerazioni che possono permettere a tutti di comprendere qual è, diciamo, l'entità della situazione che noi andiamo a verificare. Allora, sostanzialmente il settore dell'agente immobiliare, che vede coinvolto gli agenti immobiliari, è un settore che consta di numerosi impiegati e che è rivolto a una platea molto ampia di clienti, di soggetti che per una ragione o per un'altra sono costretti per necessità o per essere tutelati, paradossalmente in alcuni casi. Sono tanti i soggetti che si rivolgono a loro e questo settore è normato da tutta una serie di leggi, come abbiamo visto, abbiamo citato la legge 39 del 1989, ma anche altre che vanno a definire bene quali sono gli obblighi e quali sono le caratteristiche per esercitare la professione. Quindi, partendo da quella che è la legge numero 39 del 1989, come si è detto in precedenza con i presidenti, ci sono prescritti requisiti che devono avere i soggetti che possono essere abilitati ufficialmente alla professione. Questa legge prevede anche tutta una serie di casi di incompatibilità, già citati, ma anche tutta una altre specifiche prescrizioni che prevedono, ad esempio, basti pensare che una mediazione fatta da un abusivo non ha diritto ad alcun compenso, quindi se un cittadino ignaro si rivolge a un agente abusivo non dovrebbe pagargli la provvigione che gli viene richiesta. Se partiamo da questi aspetti come considerazioni, e ci aggiungiamo anche che è un settore abbastanza delicato perché è un settore, basti pensare che da qualche anno è inserito nel novero di quei soggetti obbligati che devono assolvere a tutti gli obblighi antiriciclaggio, cioè è stato individuato a livello europeo come possibile veicolo di segnalazioni di operazioni sospette che vanno a precludere eventuali casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Quindi i soggetti obbligati, in questo caso gli agenti immobiliari che esercitano la professione essendo iscritti all'albo, quindi regolarmente, hanno degli obblighi antiriciclaggio, che sono quelli di segnalazione di operazioni sospette e quelli di identificazione del cliente. Mi viene da pensare, o è facile ipotizzare, che chi la esercita irregolarmente non vada a prestare attenzione a questi aspetti, che sono molto importanti per la nostra società, perché chiaramente segnalare questi casi è molto importante per permettere alle autorità di intervenire immediatamente, perché il riciclaggio è un reato che presuppone la sussistenza di un altro reato presupposto, appunto si compone da commissione del reato presupposto e riciclaggio del provento, del profitto di questi reati commessi, reati che sono tra i più disparati. Possiamo pensare ai reati propri della criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, il traffico di esseri umani, la prostituzione piuttosto che l'usura, altri reati che purtroppo sono comuni sul nostro territorio.
In più cosa succede? Che quindi il nostro corpo, la Guardia di Finanza, ha deciso chiaramente da un po' di tempo, in quanto è demandata a tutelare la legalità, ma anche la legalità e la libertà del mercato, quindi la libertà del mercato di chi esercita regolarmente e anche i diritti dei consumatori. Noi operiamo tutta una serie di controlli che non si limitano soltanto a controllare soltanto l'eventuale iscrizione, quindi l'esercizio abusivo della professione, ma che vanno dopo a cercare di disvelare tutta una serie di ulteriori irregolarità che possono andare dall'irregolarità dal punto di vista fiscale, perché magari quella compravendita non è stata oggetto a trascrizione corretta, piuttosto che a dichiarazione dei redditi corretta dal punto di vista dell'agente, del mediatore abusivo. E quindi già parliamo di evasione fiscale, quindi un nuovo tema, oltre a quello dell'abusivismo. Abbiamo visto il riciclaggio, abbiamo visto il possibile finanziamento del terrorismo, adesso stiamo parlando di evasione fiscale, ma in più altri casi da noi affrontati hanno permesso anche di disvelare la presenza di rapporti lavorativi all'interno di queste agenzie abusive, di rapporti lavorativi non propriamente regolamentati, piuttosto che quindi si va dal lavoratore abusivo, cosiddetto in nero, al lavoratore che ha un fittizio contratto di collaborazione che è teso a celare un vero e proprio rapporto di interdipendenza professionale. E quindi noi, quando entriamo, sostanzialmente partiamo da chi non è iscritto per estendere poi i controlli a tutti questi altri aspetti che per noi sono importanti e che sono propri delle nostre funzioni di polizia economico-finanziaria. Quindi sul territorio noi siamo particolarmente attenti, visto che, come dicevo in premessa, è un settore che vede numerosi impiegati e che ha altrettanti numerosi clienti, quindi sta a noi tutelare sia gli agenti iscritti che hanno necessità, insomma, di avere una libera concorrenza leale, ma anche i cittadini che si rivolgono a loro per evitare che questi possano incorrere in spiacevoli sorprese e poi chiaramente avere problemi in un momento, insomma, seguente, successivo a quello dell'atto o della compravendita o della mediazione che gli è stata offerta ed effettuata nei loro confronti dall'abusivo. Ecco, relativamente a queste situazioni, ci sono casi nella nostra realtà? Si sono verificati, perché poi quando c'è la notizia, ma deve essere una notizia importante, le persone se ne rendono conto, come quando abbiamo parlato e si parla spesso, l'abbiamo anche fatto tante volte nelle nostre trasmissioni, di infiltrazioni mafiose, tanti veneti tuttora dubitano della cosa, anche se poi ci sono notizie eclatanti. Ormai non si parla più di infiltrazioni, ma di presenza, per esempio, della mafia, e ci sono connessioni anche col discorso degli immobili. Certo. In questo caso qui ci sono connessioni con l'aspetto delle infiltrazioni mafiose, della mafia, e poi ci sono casi comunque di questo abusivismo diffuso. Sicuramente ci sono casi che noi stiamo affrontando e che affrontiamo quotidianamente nell'esercizio delle nostre funzioni, ma quello che emerge, la considerazione che emerge è che non è così difficile incappare nell'abusivo, quindi diciamo ce ne sono diversi di casi. E questo è molto importante, certo, perché adesso andiamo a capirlo. E per quanto riguarda invece la prima domanda, che è quella di eventuali connessioni con la criminalità organizzata, chiaramente non abbiamo in questo momento dei dati certi, non abbiamo contezza perché non abbiamo attività in tal senso, però mi viene da pensare che chiaramente chi ha qualcosa da nascondere è più facile che si rivolga all'abusivo che non all'agente o al mediatore regolare, anche perché la figura dell'agente o del mediatore è molto importante nella compravendita o comunque nell'esercizio della sua professione, perché poi deve raffrontarsi con un altro soggetto che ha la qualifica di pubblico ufficiale, che è il notaio. Quindi loro ti accompagnano al momento della stipula dell'atto, mi viene da pensare, quindi chiaramente devono metterci la faccia e anche il nome sull'atto. Quindi spesso il notaio si trova in difficoltà perché l'agente o chi accompagna, che non è regolare, al momento della stipula dell'atto fornisce dei dati che non sono i propri ma sono di una terza persona. Questo ad esempio può essere un elemento che può diciamo, indurre nel sospetto il cliente, quindi dire: ma come mai io ho avuto o sono stato seguito fino ad oggi da questo soggetto che al momento di andare dal notaio mi si presenta con un altro ancora.
quindi vuol dire che forse potrebbe essere illegale la sua attività e la sua opera, e quindi quello magari va a prendere la provvigione senza dichiarare nulla e senza essere iscritto all'albo correttamente, danneggiando il mercato e danneggiando anche il cliente. Perfetto. Allora, qui ci sono diversi aspetti che sono emersi, adesso andiamo ad affrontare insieme. Pubblicità incombente, per cui qualche secondo di intervallo e riprendiamo naturalmente il filo del discorso. I nostri ospiti qui presenti naturalmente sono dotati anche di un microfono vagante, per cui se hanno delle osservazioni, qualche cosa, ben volentieri fatele, tanto alla maggiore che cogliamo l'opportunità che è qui presente con noi, quanto proprio delle osservazioni sulla base anche dell'esperienza vissuta, che può sempre arricchire la comprensione di chi ci ascolta. Ci vediamo tra pochissimi secondi.